È il giorno della finale playoff dopo un campionato da protagonisti per la Praese di mister Carletti e il golfo di mister Foppiano, pubblico delle grandi occasioni, perché è una grande occasione sugli spalti del Ligorna. L'arbitro è il savonese Fanciullacci. Dal suo fischio d'inizio passano appena 30 secondi e subito la Praese è pericolosa con questa incursione sulla sinistra di Gaggero, ma il suo tiro termina alto. Ancora i ponentini in attacco, Piroli bravo a girare verso la porta, bravo anche Roy a respingere. Al 12° Fanciullacci decreta calcio di rigore per questo atterramento ai danni di un giocatore della Praese da parte di Canepa, che viene anche ammonito. Il replay evidenzia la correttezza della decisione da parte del direttore di gara. Rigore giusto assegnato alla Praese, che però sciupa, Fedri incrocia troppo e Roy vede la palla uscire alla sua sinistra. La Praese continua a produrre sul cross di Gaggero, Piroli incorna ma non centra la porta. L'unica occasione nitida per il golfo arriva alla mezz'ora quando il lob di Bancalari supera Lepri, ma supera anche la traversa. Nel secondo tempo in quella stessa porta arriva la rete dell'1-0, stavolta Piroli la porta la prende come su un corner dalla sinistra. Il numero 11 fa valere i suoi centimetri in area e segna un gol dal peso specifico incalcolabile per gli uomini di mister Carletti. La Praese va vicinissima anche al raddoppio, palla recuperata sulla sinistra e servita a Bruzzone, che fa tutto bene, tranne la conclusione. La reazione del golfo è timida, così come le proteste per questo contatto su Canepa. Fanciullacci fischia fallo in attacco e non concede il calcio di rigore. Alla mezz'ora Lepri rischia tantissimo sul tiro di Capitan Massaro, si gela il sangue al pubblico giallo-verde, ma la palla non supera la linea. Al 33° Roy alza il muro sull'incursione di un ispirato Bruzzone, bravo a saltare due uomini in dribbling. Spazio per l'ultima moviola di giornata, questo contatto su Costa. Le immagini sono anche parzialmente coperte da un irrigatore. In ogni caso per Fanciullacci è troppo poco per concedere il penalty e dopo 7 minuti di recupero sulla rovesciata di Massaro l'arbitro savonese fischia 3 volte. Esplode la festa della Praese, che non è ancora certa di aver ottenuto la promozione in eccellenza, ma l'impresa sportiva, quella, non gliela toglie nessuno.